Urne aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 nei 3 comuni veneti chiamati al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco. In provincia di Treviso e Castelfranco Veneto oltre 32.000 i cittadini aventi diritto al voto si sfideranno Luca Pozzobon per il centrodestra, che riparte dal 40,50% del primo turno, e Maria Ghimenton per il centrosinistra, che ha siglato l'apparentamento con Daniele Manente, aggiungendo al suo 28,09% il 26,74% dei voti raccolti da quest'ultimo. Nel Padovano, a Monselice, gli elettori sono 14.705. Qui si registra una sfida anomala tra centrodestra e centrosinistra. Sono al secondo turno Stefano Peraro, vice sindaco uscente alla guida di una coalizione di centrodestra di cui fanno parte Lega e Fratelli d'Italia, che parte dal 35,87% dei voti, e Franco Ennio, civico di centrosinistra. Ennio, che al primo turno aveva raggiunto il 33,68% dei voti, ha incassato l'appoggio esterno del terzo candidato di Forza Italia, Fabio Conte. Nel Veronese, infine, tornano al voto i cittadini di San Bonifacio, dove erano 8 i candidati sindaco che si sono sfidati al primo turno. Qui sono 16.896 gli aventi diritto che dovranno scegliere tra Giampaolo Provoli, alla guida di Due Civiche, che nel primo turno ha incassato il 23,19% delle preferenze, e Leonardo Frigo, candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che riparte dal 20,81% del primo turno con il sostegno esterno del candidato della Lega.